è evidente, dopo l'intervento del professor Davoli, del professor Lazzarato, adesso io mi propongo di andare a braccio in un breve discorso che non farà altro che sottolineare e rimarcare gli aspetti problematici che loro stessi ci hanno appena illustrato. La decorazione e l'architettura. Mi sono interessati molto, anche se sono parole, sono concetti che conosciamo bene tutti, quello di misura, equilibrio che hai detto tu, Enrico, è il problema dell'industrialismo sostanzialmente fine a se stesso che ha segnato gli ultimi decenni, diciamo dal dopoguerra sino ad oggi, per cui e anche l'architettura in questo senso intrattiene un rapporto, dovrebbe intrattenere un rapporto molto solido con la decorazione, con il decoro, cosa che però via via nel corso del tempo è venuta meno. E è venuta meno non solo nella progettazione della forma architettonica, sulla quale si potrebbe aprire un capitolo di storia dell'architettura e metterci qua a tavolino e disquisirne in merito, ma anche sull'altro lato di questa medaglia, che è, io insisto sempre a far notare questa cosa e che riguarda intimamente il nostro ragionamento, è il lato edilizio, cioè costruzionale. Cosa si può aggiungere a questo? Che anche l'edilizia e l'architettura hanno vissuto gli ultimi decenni in modo drammatico. Vorrei sottolineare anche che non solo in questa sede, ma in quest'epoca ci troviamo di fronte davvero ad un momento irripetibile, perché qui o la va o la spacca. In che senso dico che l'architettura ha perso il suo aspetto decorativo, il suo decoro? Anzitutto perché è stata prestata troppa attenzione, non so se in forma ingenua o studiata a tavolino, troppa attenzione alla progettazione dei processi costruttivi e invece poca progettazione, se non nulla, nei confronti del manufatto edilizio. Qualcosa ne so, ho lavorato io stesso nell'ambito artigianale dell'architettura e dell'edilizia e ho visto via via concretizzarsi questa tensione industrialistica portata solo alla ricerca di progettare il processo per la produzione edile e di tutta la componentistica dei manufatti che vanno a concorrere nella realizzazione di un edificio di qualunque tipologia esso sia, insomma. E ho visto via via vedere nel corso del tempo, anche perché io stesso provengo da una famiglia di artigiani nell'ambito del legno, per cui ne so qualcosa, so prendere in mano una sgorbia, so fargli il filo, so come si usa un utensile, e all'occorrenza se non esiste uno sul mercato me lo so anche costruire. Come dire, non vorrei apparire troppo semplificativo, ma di fatto le maestranze che dal dopoguerra ad oggi hanno concorso nella costruzione di quello che è il nostro panorama edilizio e anche, ahimè, urbanistico, inteso nel senso dell'ordine territoriale, perché come diceva il professor Davoli è una questione che investe varie scale, dall'oggetto, dal vaso all'edificio nella sua totalità e perché no, diciamocelo, anche al paesaggio, tra l'altro in un paese come il nostro che ha la fortuna di avere niente poco di meno che questo paesaggio. Allora voglio dire, ho visto via via nel corso del tempo queste maestranze intervenire nella fabbrica edilizia in forme sempre più specializzate, ma laddove questa specializzazione era, ed è sempre di più oggi, determinata da quel progetto del processo e non del progetto del manufatto. Abbiamo visto via via alcuni materiali naturali essere stati sostituiti da laminati, abbiamo visto alcune procedure di installazione che chiunque può improvvisarsi dalla mattina alla sera. Allora voglio dire, questa smodata attenzione al progetto del processo e non al progetto del manufatto con tutte le sue conseguenze, cioè le maestranze che via via mandano in là nel tempo, raccolgono una tradizione e la lanciano nel futuro, tutta questa ricchezza che è cultura è stata buttata nella pattumiera. Io sono un testimone vivente del mestiere, non solo come architetto, ma come colui che si è cimentato in queste pratiche.
Se fino ad un certo punto, è ovvio che il mio discorso cerca di restare nell'ambito del nostro paese, l'Italia, in particolar modo delle nostre aree che sono delle nicchie privilegiate del sapere artigianale, ma se fino ad un certo punto l'artigianato ha avuto un legame forte con l'arte, perché insomma mi viene in mente quanto dicevi tu, Enrico, mi ha fatto venire in mente un drammaturgo d'età romana che è Orazio, che appunto parlavano, specificando nell'ambito della drammaturgia, diceva decoro e convenienza. Ecco, noi abbiamo perso la convenienza del decoro. Così. Poi mi veniva in mente anche la parola greca, andiamo un po' più indietro ancora nel tempo, di arte, che dal punto di vista semantico è profondamente legata alla parola tecnica, cioè quella del saper fare. E noi stiamo buttando via tutto, è per questo che considero questo momento irripetibile, perché come giustamente dicevi tu, ormai è guerra aperta, è conservazione di una cultura ed è anche forse, anzi certamente, non forse, l'unica e ultima formula per non rimanere invischiati in questa terrificante crisi economica che solo apparentemente sembra che con essa vada tutto, come dire, a remengo, ma non è così. Quali differenze tra la strada che è stata percorsa nell'edilizia e nell'architettura, tra la progettazione del processo e la progettazione del manufatto? È che la progettazione di processo via via ha richiesto, come dire, ha permesso che non ci fosse un'eredità culturale nelle arti e nei mestieri, non c'era più bisogno, non c'è stato più il bisogno dell'apprendistato, per esempio, di stare in bottega, di imparare intimamente la natura della materia, perché noi adesso ci troviamo di fronte alla simulazione della materia, per cui sembra che questo problema sia stato tolto di mezzo. E poi la progettazione del processo ha alienato ulteriormente non solo il singolo individuo, ma anche come dire, la cultura generale di un settore. L'edilizia non si sa più cos'è, entrano squadre di volta in volta, no? Adesso c'è la società specializzata negli scavi, nell'escavazione, c'è quella che va lì e getta le fondamenta, insomma la nostra edilizia è stata frantumata perdendo di vista complessivamente il proprio sapere e dunque anche il sapere della decorazione, cioè del rendere bello e conveniente questo prodotto che allora a questo punto potremmo chiamare davvero architettura. Il problema è estremamente grave perché qua davvero o ci rimbocchiamo tutti le maniche e cerchiamo di tirar fuori un discorso serio nei confronti del quale crederci fermamente, altrimenti vuol dire constatare un fallimento che purtroppo è stato messo in piedi in tanti anni di negativo lavoro e rassegnarsi. Senza dimenticare che però abbiamo dalla nostra un fattore che può essere di grande aiuto. Sul mercato, come parlavamo poco prima che iniziasse questo convegno, no? Poco prima parlavamo lì fuori, e sul mercato è giunta questa ondata di forniture anche di materiali dalla Cina. A prezzi decisamente concorrenziali, ma con delle grosse lacune qualitative. E allora mi domandavo come, ad esempio, il carico, gli oneri economici per trasportare certi materiali dalla Cina fin qua, pur potendoli notare sul mercato a prezzi così concorrenziali rispetto ai nostri, mi stavo domandando se non fosse il caso che tutto il sistema produttivo iniziasse a pensare che quei soldi buttati via in bastimenti per portare di qua della porcheria venissero magari investiti in modo più propedeutico e progettuale di nuovo sulle arti e sui nostri mestieri. Progettare il manufatto vuol dire riprendere in mano sia collettivamente, proprio come sedimento, come consapevolezza anche sociale, un sapere e un saper fare che ritrova la propria via per essere tramandato e lanciato nel futuro, e vuol dire anche come dire, evitare quell'aspetto estetico anonimo e globalizzato che ormai buona parte dei nostri prodotti che troviamo sul mercato hanno. Ecco, io mi fermerei qui, credo di aver fatto un breve sunto del problema senza addentrarmi poi nello specifico architettonico, ma mi pare che insomma la sostanza sia proprio questa.